con i 7 metri parcheggi ovunque. Bene, questo è il 680. Oh, buongiorno Italia, con la Pro. Dove abito oggi? Tac, sempre al parco di Jesolo, cioè sempre, diciamo questo è il mio ufficio preferito perché c'ho il parco enormissimo, c'ho le immondizie e soprattutto tanta calma per lavorare e concentrarmi. Questo veramente qua ci lavoro da Dio. Vedi, poi di sera non c'è proprio nessuno, fermo lì, un cane libero, come non detto. Ah no, è dentro l'area campo. Via dalla Sony, dentro la GoPro. Allora Italia, sì, GoPro perché devo fare adesso un po' di vlog in movimento. Per quanto abbia finalmente la doccia e soprattutto il bagno, che non l'avevo mai considerato dei miei sogni, perché un bagno caldissimo e comodissimo è una cosa veramente, non c'è paragone neanche con una casa, perché nella casa, dicevo, il bagno è grande, scusa se mi ciuccio la caramella, e quindi per quanto scaldi comunque c'è dispersione termica, no? Ma ciò nonostante, cazzo, guarda che singano, sono proprio un disgraziato, non ho mai voglia di farvi la doccia. Vabbè, vediamo le docce in camper come funzionano. No, non entri con me, anche se è impermeabile, non preoccuparti, e non mi faccio la doccia in costume. Era da fare però questo video, quasi, ma sì dai, ok. Facciamo la doccia e mi metterò il costume, oppure prima mi lavo normalmente, poi mi metto il costume, cioè ti svelo i backstage e poi mentre ho il costume faccio il video. Ok, facciamo così. Allora, doccia di Singano funziona che tu apri questo bellissimo armadio che, aspetta, gli ho disattivato il sensore di movimento qua, la luce, perché sennò mi si accende in corsa, esatto, e mi si spegne mi si scarica la batteria come adesso. Vabbè, dopo lo metto in carica. Allora, maglie e calzettoni de Ana, vedi, mi scrivo anch'io i sottotitoli in lingua originaria. Allora, i miei calzettoni made in Germany, invernali di cattiveria, la mia maglia antisesso della salute, tipica e calorosa. Intanto appoggio qua, poi sì, mi sto preparando la roba. Allora, calzini, ah sì, delle mutande, esatto, sono uno con le mutande qua, mutande, difatti leggi muande, calzettini e canottiere. E questo era, ti ricordi, era quello di Scarosso, no? Il pizzo, il cassettone di Scalosso, lo consiglio a tutti nell'armadio. Ci recuperi un disastro di spazio che non hai neanche idea. Boh, prendiamo la roba, io dopo sto anche in pigiama. Allora, si entra in questo bellissimo bagnetto. Un giorno questo pomello color oro lo cambio, ho preso quello in alluminio satinato che è bellissimo. Si accende la luce, quella sensore di movimento l'ho disattivata perché è una figata, però come si dice, si accende in corsa, hai capito? Quindi mi scarica la batteria, la sua batteria, la lucetta per niente, non ha senso. La roba me l'appoggio nel water, ma mi posso tirare fuori anche il pigiama già da subito. Qui ho il discorso privacy, cioè per non far vedere le mie nudità al mondo. Beh, il bagnetto di Pullman l'avevi già visto. Qua ci ho messo un asciugamano per terra per quando esco, sotto ho messo linoleum color legno. E qua c'hai il disastro di roba che ci sta dentro. Sì, l'avevi già visto, dai. So bel lavandino, qua la scopina, il portasciugamani, l'oblò che non so perché l'hanno messo qua invece di metterlo dentro in doccia, e quest'altro bellissimo ripiano che è veramente ultra comodo, veramente. Vabbè, la roba ti cade anche qua perché vedi c'è tanta roba, o metti delle specie di divisori perché sennò giustamente la roba ti cade. Vabbè dai, guarda che bello, il porta filo interdentale, il porta ricambi delle lamette che mi ricordano che un giorno dovrò farmi la barba. E invece il porta asciugamano vado malissimo, sempre l'asciugamano che mi cade a terra, quindi io pensavo di metterne uno qua a questo punto perché non ne trovo di sta larghezza, sto diventando scemo, non ne trovo da nessuna parte, né su internet né ai brico, da nessuna parte. Il problema è che poi dove metto la scopa? Mamma mia, come dura la vita. No, perché mi cade sempre. Allora io voglio quelli a sbarra, tipo questo, ecco, vedi? Così metti l'asciugamano così e così non cade, no? Vabbè. Ah, qua della doccia da finire, cosa c'è da finire? Il piatto doccia, vedi, che è tutto rovinato, cioè rovinato, è solo da riverniciare. E quel faretto lì, quel bruttissimo faretto lì, e il tetto da far bianco, sia questo che quello del bagno, però più avanti. Intanto ti dico come verrà Pullman, quindi alla fine verrà fuori tutta una figata, però con molto tempo e pazienza, insomma, ecco, anche perché tutto e subito rovina l'avventura a tutti, me compreso. Allora aspetta, no, perché devo raccontarti bene allora come fare la doccia in camper, o perlomeno nel mio camper, perché ogni camper è diverso. Allora, ovviamente si accende la pompa dell'acqua
cosa importante per quasi tutti i camper: non puoi accendere il boiler se non hai la pompa dell'acqua accesa e se non hai acqua a sufficienza. Io acqua qui adesso ho il 90% di acqua utilizzabile e la pompa dell'acqua è accesa. Io non ho il boiler, ho l'acqua che si scalda sempre e comunque tramite la caldaia dell'Alle, ma va bene così. I termi stanno girando, infatti in bagno c'è la saunetta, richiudi il bagno appunto, scusa, che resta la saunetta. Quindi questo appunto è molto importante, mi raccomando, per chi appunto non ha esperienza, appena preso il camper, che sia nuovo, soprattutto gli usati, perché magari il nuovo, se il concessionario ti spiega due robe. Attenzione, nel boiler prima di accenderlo ci deve essere acqua, ok? E fatti un attimo i conti se ti basta per la doccia l'acqua che hai nel serbatoio. Questa è un'altra roba importante, sia che usi il boiler o che non lo usi, insomma, ecco, perché sai, non sei in una casa, ossia attaccato all'impianto idrico, e quindi può essere che anche se è estate, che non hai bisogno dell'acqua calda, ma comunque arrivi a un certo punto, sei tutto insaponato, finisci l'acqua e come ti risciacqui, magari col sapone negli occhi e tutto, hai capito? E quindi meglio di no. Basta, CP, vado in doccia, avviso il CP che vado in doccia, così se poi non mi riconoscerà più per l'odore sa che è per quel motivo. CP, no, c'è un caso. Stellina mia. Boh, vamos. Questa sì, devo spegnerla, fermo, perché questa è l'unica che ho non a LED. Dico sempre che quella devo cambiarla, ma mi brucia a dar 50 euro. Vabbè, andrò un giorno di questi a comprarmene una. C'è anche un negozio qua attaccato, devo essere a tipo 6 km da questo store di ricambio per camper, e ce n'è anche più di uno qua in zona, quindi sì, no, non mi manca. Oppure no, Betin, ti sento te, è vero che te me fa il prezzo rivenditore, è vero, sento Betin? Vabbè, a parte i miei tramacci, allora guarda lo spazio, guarda, vedi? Ci sto ultra comodo e stiamo parlando solo del bagnetto. Aspetta che mi prendo avanti, prendo il costume. Eccolo qua, sì. È una roba non impegnativa, cioè che ti sfoggio quello là con i fiorelloni di rosso, no? Insomma, dai. Che dopo per farlo asciugare è come far stendere una vela da surf. Ok, allora, niente, io sono qua nel mio bagnetto, vedi, beh, fortuna vuole che spazio ne ho a 1000. I vestiti li butterò qui per terra, quelli sporchi. E poi dentro la doccia c'è il sacco, ci va il sacco della biancheria sporca. La biancheria sporca la metto dentro al sacco e la butto in doccia. Eccoci qua. Allora, la lucetta io dentro in doccia non la accendo mai. La lucetta a me non serve dentro la doccia perché passa la luce dalle porte e io devo cambiarla solo perché mi fa schifo da vedere, solo per quello, porca miseria. Considera che è un video parzialmente porno, aspetta che non si vedano ombre strane perché dietro Singano non si è ancora messo il costume. Io me ne sto fuori dalla doccia, già così è tantino, di solito l'acqua calda è a metà, però vabbè, intanto per iniziare gli diamo un po' di acqua calda. Io la metto a bassissima pressione perché tanto ho preso questo soffione, ecco, è già bollente, via. Che bene, è enorme, aia. Scotta 1000, scotta tanto, devo stare molto attenti. L'ho messo la caldaia quasi al minimo, però scalda comunque, cioè l'acqua calda qua non è mai un problema, fai la doccia anche 3 docce di fila. Fantastico, è ipercaldo, è inverno, è dicembre e stai da Dio, ragazzo, stai veramente da Dio. Adesso mi russo un po'. Bene, come avevo già anticipato in un video vecchio, essendo qua tutto stracoibentato, stracaldissimo e tutto, ovviamente io adesso posso tranquillamente spegnere l'acqua e insaponarmi con tutta calma, veramente in tutta calma, e poi niente, mi risciacquo quando è ora. Fantastico, lo adoro sto bagno, lo adoro. La luna spunta all'orizzonte come un camaleonte. La luna spunta all'orizzonte come un camaleonte. Lavati anche te adesso. Vadi. Io mi insaponerò, tralalalo, anche tu. Altra cosa figa, si riscende dalla doccia, c'è sauna in bagnetto, siamo
No, sto dicendo, sono gennaio. Sì, sono già tutto metà gennaio, poi per me il sogno era appunto farmi la doccia separata per i scatoli, esci e al calduccio per calma per seguire Con scarrozzo mi toccava fare le corse fantoziane invece. Poi prendo la mia spazolina per pettinare quei pochi sciatti che sarebbero capelli che mi restano. Tra i miei progetti, tra le cose da fare, tante cose da fare, c'è anche la barba. Sì, un giorno prima o dopo faccia barba. Deodorante a selare, no, da pochi skate, meno ancora. E basta, io direi che posso impigiamarmi. E sempre dentro al calduccio mi infilo il mio bellissimo pigiama che poi sfoggerò per il parco quando andrò fuori a portare il CP. C'è un caldo. Beh, e poi ovviamente approfitto, tengo aperta la porta del bagno così esce un po' di caldo, perché qua fa veramente sauna, c'è molto più caldo in bagno rispetto alla cellula e quindi sì, mi fa risparmiare un po' di riscaldamento e si asciuga l'umidità. Eccolo! Vai Sigari!